Cambiamo argomento, il 15 ottobre rischia di essere il giorno del caos. C'è forte preoccupazione a Verona fra imprese e sindacati per i possibili effetti dell'obbligo del Green Pass per i lavoratori. Molte aziende pagheranno i tamponi, ma non sarà facile assicurare lo screening a tutti ogni 2 giorni. Davide Piriocos. La campagna vaccinale ha raggiunto l'80% della popolazione, un successo, ma con l'obbligo di Green Pass per chi lavora il 20% di non vaccinati rischiano di mandare in tilt il sistema produttivo. Noi siamo molto preoccupati come imprenditori e vediamo il 15 ottobre come il giorno del caos. Un'azienda che ha più di 15 dipendenti, secondo l'attuale norma, valuta un lavoratore che non ha Green Pass come assente giustificato. Non è sospeso, quindi questa persona può da qui alla fine di dicembre, se questa, ci auguriamo di no, rimarrà la finestra definita dal decreto, stare a casa dal lavoro. Per le piccole imprese è impossibile rinunciare ai lavoratori qualificati. Sta succedendo e accadrà quello che abbiamo detto dall'inizio: le piccole e medie imprese non possono permettersi la mancanza di operai qualificati, che molto spesso sono collaboratori delle proprie aziende, e si stanno attrezzando per pagare loro stessi i tamponi ai propri operai e ai propri dipendenti. Il sistema dello screening rischia però di non reggere la mole di lavoro. Il rischio vero è che noi ci troveremo nell'impossibilità di fare quello che è il tracciamento, ovvero i tamponi a tutti questi lavoratori che, rivolgendosi alle farmacie e ai centri tamponi, rischiano di non avere la possibilità di garantire anche il tracciamento. Il sindacato ha chiesto unitariamente una strada diversa da quella del Green Pass. Riteniamo che l'obbligo vaccinale sia ancora la scelta migliore da fare.